solo io, loro non se lo ricordavano. Prendiamo la telefonata di oggi. Pronto? Pronto, ciao Ambra. Ciao, sei sempre tu, vero? Sì, sono sempre io. Come ti chiamavi? Marco. Ah, Cinzia, sì, ci ricordiamo. Senti, allora tu avevi detto che andavi avanti, vero? Sì, proviamo a rischiare. Proviamo? Sì. Guarda che però... Non importa. Sei molto bravo e coraggioso soprattutto, nonostante Cinzia. Il coraggio è la virtù dei forti. Il coraggio è la virtù dei forti. Sì, non pensate troppo a Cinzia, che altrimenti mi sa che... Vabbè. Dai, scegli, va, magari scegli l'età di Cinzia tra 5 anni, non lo so. No, questa volta scelgo la mia età. Adesso è l'età di Cinzia fra 2 anni, 22. Eccolo! 22. E allora, silenzio, mi devi dire da quale film è tratta questa scena? Speriamo, ragazzi, speriamo. Ricordati che devi morire! Dai! Allora, non ci resta che piangere? Bravo! Bravissimo, hai vinto 500.000 lire. Adesso cosa gli compri a Cinzia? Adesso? Non so, vediamo. Si può continuare ancora? Hai vinto 600.000 lire, certo, puoi continuare ancora. Andiamo. Però guarda che perdi tutto poi se non indovini, Non ti preoccupare, non importa. Visti? Andiamo avanti. Vuoi fargli qualcosa di serio a Cinzia, Sì, un regalone. Allora dai, vai avanti. Allora facciamo 90. 90. Paura! Appunto. Hai paura? Ma non tanta, sto rischiando. Andiamo. Vediamo. Allora, sentiamo di quale rumore si tratta. Aspetta prima di rispondere. Lo facciamo risentire? Sì, è stato troppo coraggioso, nonostante Cinzia. Cos'è? Pensaci bene, mi raccomando. Te lo faccio risentire? Dai, fammelo sentire un'altra volta. Guarda, è difficile. Ho scelto la casella sbagliata, mi sa. Proviamo... un frullatore? Vabbè, non importa. Adesso Cinzia che cosa gli dici? Gli dico che richiamo e vincerò di più, non importa. Ma come? Ci stavi diventando simpatico! O se volete rimango, per me non c'è problema. Mi raccomando, quello che viene dopo mi deve ringraziare. Va bene. minimo. Giusto, va bene. Ascolta. Te lo dico io. Se posso rubarti un secondo, un'altra curiosità. Dai. Il gioco di Miriana dove è finito? Se è possibile sapere. È finito. È finito? No. Ma... vabbè, tu lo sai perché viviamo, scusa, No, io ho giocato anche lì, non ho indovinato, ero curioso per quello. Va bene, ma tu lo sapevi perché viviamo? No, non lo so proprio. Ecco, allora che cosa dici? Va bene. Se me l'avevi chiesto lo dovevi sapere. Mi dispiace. Viviamo per perdere al gioco dei giapponesi, all'armadio. Ciao. Chiudiamo. Tutti, chiudiamoli tutti. Ma sono tanti. Lo so, è stato bravo. Pronto? Pronto? Ciao. Ciao. Come ti chiami? Bellissima. Grazie. Finalmente, sempre complimenti a Mary, non ne potevo più. Siete tutte e due belle. Ecco, adesso già. Vabbè, dai, tu un po' di più, Ecco, ma lo vedi quanto sei cattiva? no, mi dicono che sono cattiva. Romina, Ecco. c'è Mario, un amico mio che è follemente innamorato di te. Salutamelo! Sì, ma a noi non ci interessa. Ambra è cattiva, quindi Ma non Ambra- parlare con lei. Ambra, scusa. Dai, Senti, posso parlare un pochetto? puoi parlare un pochetto. Certo, giusto. cosa mi vuoi dire? Ma ad esempio, io so un sacco di cose su di voi. Ah, davvero? Ma a noi non ci interessano. Scusa, però devo parlare un po' in italiano perché sto parlando un po' romanesco. Sì, ma a noi non ci interessano. Non le posso dire. No.
No. Va bene, allora almeno 2 righe da dire a Ilaria. Non so. Non Dai, lo so. brevissime. È Brevissime? stupenda, guardala. Ah, allora va bene se gli devi dire Dai, questo. però mi serve un piccolo aiuto dal maestro Ormi. Mi dovrebbe fare un piccolissimo sottofondo Ma alla tu- via col vento. Ma io non lo so, Dai, scusa l'invadenza. No, ma come ti permetti? Adesso mi offendo e me ne vado. Dai, Ambra. No. Guarda, Indovina una queste poesia che ho scritto io è brevissima. No, non ci interessa. Dai, ti prego. Ambra, Sei sei così gelosa. dolce. Ciao Ilaria. Va bene, dilla senza sottofondo. Guarda, io ce l'ho nel cassetto il sottofondo di Via Senza col sottofondo. vento. Eh? Va bene, va bene. Allora comincio, Dai, sentiamo breve però, Ad Ilaria. Le sue labbra sono le dorate porte di uno scrigno segreto. Le sue membra sono petali di rosa che si muovono sinuosi, ammagliando col fascino di chi ingenuamente ed inconsapevolmente è testimone della suprema perfezione. I suoi occhi sono un tutt'uno con la sua candida anima. Da essi traspare gioia, meraviglia, passione, dolcezza. Quella immensa dolcezza che fa di me un prescelto nel poterla guardare. Che bella questa poesia! Mamma mia che bella! È bellissima! Non ne ho mai sentite così belle! Mamma mia che Ambra, bella! ci ho perso un sacco di tempo. Ci ho Ah, pensato tanto. e questo hai tirato fuori? È un grande poeta, Che non ti però. piace? Vabbè, però ad Ilaria piace. Vero? Sì, al di là. Ma che? Ma senti? Perché Ilaria si Sei accontenta dolcissima. di poco. Che cosa non ho sentito? Eh? Che mi hai detto? Io? Io non ti ho detto niente. Vogliamo giocare? Ma dai, non fare Ambra, ma l'offesa. Come ti chiami tu? Mi chiamo Angelo. Angelo, è anche un nome noioso. Vabbè, allora c'ho il secondo nome, Massimo. E non mi piace nemmeno questo. Allora Filippo. No, non mi interessa, dai, non ti chiamo proprio, allora gioca. giochiamo, va? Gioca, va, sì. Vabbè, va. Giochiamo Allora. col numero. Il 19. Col numero. Guarda, a te invece del nome ti do il numero. Ti chiamo 18. Perché 18. Ti piace questo Ma numero? io il 20 marzo faccio 20 anni. E io ti chiamo 18 lo stesso. Auguri. Adesso ce l'ho voluto far sapere. Oh, auguri, auguri. Vabbè, dai, ammazza. Ma Che fai la cattiva con me? Dai, scegli un numero, va. Grazie, siete stupende. Sì, sì. Tu te le stai comprando. Dai, 18. Ma che me ne sto comprando? Sì, sì. Dai, su, dimmi questo numero, Vi voglio bene, ragazze. Ancora. Uffa. Ambra, anche se fai così voglio bene anche a te. Ma vogliamo giocare? Va bene, Ma va tu sei bene, un poeta scusa. nato. Sì, ecco, adesso inizia quest'altra. Oh, proprio. Mamma mia, Dammi un scegli, piccolo spazio. scegli, dai. No, Va lei è bene, la egoista. scelgo. Allora il 19. Ecco, 19. Come si chiama questa canzone? It's been a hard day's night, and I've been working. Allora, Titolo? si chiama Hard Day's Night. No, l'hai anche pronunciato malissimo. Lo so, mi dispiace. Guarda, te la faccio risentire, apro e chiudo. It's been a hard day's night, and I've been working like a dog. It's been a hard Vuoi day's indicare una canzone? Come no? Sì, sì, dai, veloce, Veloce, allora Dai. aspetta. Che posso... Ma com'è bello qui, ma com'è grande qui, ci piace troppo, ma non è la Rai. Mamma mia, guarda, hai fatto piangere. Si è svegliata Arianna, ecco. Scegli su una. Ti posso fare una domanda? Dai. Ma Arianna
Scegli un altro cassetto, va. Va bene? Puoi. Salutami Cicciottello. Dai, scegli un altro cassetto. Allora il 15. Sei stato cattivo però con Arianna. Arianna ti E voglio allo- bene. No, adesso, guarda, dimmi il titolo di questa canzone. Non ti pare. Da molto tempo questo Cos'è? È l'ora dell'amore. Bravo, te la faccio risentire. Da molto tempo questa stanza ha le persiane chiuse. Ti piace come Ilaria? Non mi far fare questi paragoni, dai. Ah, sì, ma guarda, dai, ma è scegli, stupenda. va. Scegli, va. Vabbè, scelgo. Allora il 16. Cos'ha un tic? Il 16. Il 16, scusa, mamma mia. Quale film ti ricorda questa canzone? Velocissimo devi essere. Non si apre. Ah, brava. Quale? Magnifici 7. Bravo. Ci sei ancora? Certo che ci sono, chi ti Allora, lascia? purtroppo ci risentiamo anche domani perché il tempo dell'armadio giapponese è finito. Domani? Ci risentiamo domani. È una gioia. Per me insomma.